Continuano le Olimpiadi in India e vediamo che cosa è successo nell'ultimo turno. L'Italia sfidava la Germania e purtroppo per un punto abbiamo perso. Hanno pareggiato tutti i giocatori ad eccezione della terza scacchiera, dove purtroppo col nero Sonis ha avuto la peggio contro il gran maestro over 2600 punti Nisipenu. Ma non demordiamoci. Dove siamo arrivati? Guardiamoci la classifica e l'Italia attualmente è al 30° posto. Ci sono tante nazioni, la classifica è molto lunga, quindi ci sono fino a 188 squadre, quindi 30° posto non è male, ma bisogna ambire a molto di più. Oggi è giornata di pausa, quindi non giocheranno i nostri campioni, ma giocheranno domani. Con il 7° turno l'Italia si ritroverà a sfidare il Portogallo. Sarà una sfida interessante e ora più che mai importante vincere, perché siamo al 7° turno di 11 partite e i turni finali sono veramente densi di emozioni, ma soprattutto di cariche e responsabilità. Ma ora abbandoniamo le Olimpiadi per andare su Lichess, una delle piattaforme migliori, appena aggiornato e informato di questa nuova novità che sarà disponibile a breve. Per ora è solo un'anteprima, ossia il tutor di scacchi, questa intelligenza artificiale in grado di analizzare le tue partite, metterle tutte insieme e capire quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti deboli. Perciò ti farà una sorta di statistica e ti dirà come te la cavi con la velocità, così ti rendi conto se hai problemi di tempo oppure no, con la tattica come te la cavi, con le aperture, con il medio gioco, con i finali, e ti farà una sorta di valutazione, una sorta di pagella dove potrai notare quali sono i tuoi punti di forza, ma soprattutto i punti deboli, per andare così ad allenarli. Ottimo aggiornamento, non sappiamo ancora quando questo sarà reso poi disponibile a tutti gli utenti, ma lo attendiamo a braccia aperte. E anche per oggi abbiamo finito qui, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!